Poi Josef hai dise a suo sorrestante: «Riempie i sacchi di queste fin a sta robe e metti bes di ogni dun in tal suo sac per zore vie. In tal sac dal pui zovin, per zore vie, cui bes dal formen tu metti santi e gniotialic, che il darint, e che al fase da ur che aveva ordinati Josef. Sul cricat dal dì, in estri soms, a for in fas partì cui los mus. Noi erin di bot nanche fur de citat e noi erin la fe lontans, che Josef ai dise a suo sorrestant, svelt, coriur da ur, a di che ioms, brinchiu e domandiu, parcemo veso tornat mal par ben? No veso tiol vualtris che il caldopre gno paron par bevi e par induvinà, o ves fat mal a fa così. Sicché iutiapà e urdise che estis peraulis. Ma lor e risponderin, parcepo paron fevelis tu così, propi no fatti une par d'alienar. Ve chi bes covevi inchiatas, vierginti nestris sacs, no te vin tornas a portar in daur de tiere di Canaan. Cemut podevino allora portavie de chiase dal to paron arint o aur. Che dai tie fameis calvarà la roba in torsi, cal sedi copat, e no o diventarin due sclas dal mio paron. Lui urdise, po ben, fasin come che ves dit, che il che si luciatarà con la roba al diventerà mio sclav, ma che atris io la sarai là. Dal momento, ogni dun altiraiu il suo sac di forment e lu vierge. Lui ju passa un par un, scominciando dal più grande io fin al più piccolo. E il tialic alle ere tal sac di Beniamin. Allora loro si sbregare in vistis, a chiamare ognuno il suo mus e a tornare in città. O anche Giude e i fradis a entrare in te chiese di Josef, lui aliera in chiemolì e si buttare in partiere davanti di lui. Josef domandà, «Es une par di fami che ste culì? Non sapeso che un uomo come me ha il don di indovinare». Allora Giude rispondè, «Ce podino dire al mio paron, ce mut fevelà e ti attafur una ragion, alle Dio che fa spaidì il mal che han fatti i tiei fameis, ve chi orestin due sclas da mio paron, compagni di quel che han chiatato il tialic». Ma lui urdise, «Non fasarai mai una roba da dienar, l'om che han chiatato il tialic sarà mio sclav, ma vuatris o podeis tornare in paz de chiase di vostri pari». Allora Giude ai le donne e dise, «Se non ti displas, paron, lascia che il tuo famei ai disi une paraule teorele al mio paron, cence che assingrabi quintri il tuo famei, parce che tu sei compagno da faraon». Il mio paron urveve domandate ai suoi fameis, «Veso anche mo il pari o un fradi?» E no, hai vin risponduto al mio paron, o vin il pari vieli e un fradi picciul, che lo ha avuto quanto aliere su di età. Il fradi di che schia le muart e arresta l'unico figlio di somari, e nestri pari aiul un ben di vite. Allora tu lo has dite ai tiei fameis, menai maiu che ho e voi di viodilu. No, hai vin risponduto al mio paron, il frut non può abbandonare so pari, se lo lasse che l'almur di sclopecur. Ma tu has tenu dur cui tiei fameis, se non veniu con vuatris anche vostri fradi il pui picciul, non state a presentarsi davanti di me. E così, quando ho sin tornassi in chiesa dal tuo famei, mio pari, hai vin contato che aveva detto il mio paron. E quando nestri pari alla dit, tornai tu a comprare un sal di mangià? No, hai vin risponduto, non podin tornare io. O torni in dome se nesti fradi pui picciola ven con no, perché non podin presentarsi denandi che stom se nesti fradi pui giovin non è con no. Allora il tuo famei, mio pari, nu has dit, o sapeis ben che la me femmine mi ha dat dome doi fruts, un mi ha lasciat e io gli hai dit, ma l'han fatta tox, e non lo hai più viodu fin tremai come. Se mi tirais via anche quel culì, e che hai succedi alc,
o fasares là i miei chiavei blancs, ta che l'altri mont in tu mar di disperazione. Come se io torni dal tuo famiglia mio pari e noi hai con me che sfrut che son peas insieme anime con anime, quando al vio darà che non vin il frut con noi, al murarà e tie fameis e varan i ramari di ver fat là i chiavei blancs dal tuo famiglia nesti pari in che l'altri monte disperazione. E il tuo famiglia aia date la soperaule a sopari pal frut e alla dit. Se io non tal torni a menadoglie, o risponderai davanti di mio pari per invite. Po ben, lascia che il tuo famiglia resti sclav del mio paron, impegn dal frut e che lui al può tornare a chiase cui si è fradis. Disimi tu con sicur che podaresti tornare di mio pari senza il frut, non vuoi neanche pensare al colpo che ti apparesse mio pari.